Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Poi a quanti campers, però ci sono le linee blu. Avevo letto che era gratuito, vabbè, non importa, io mi metterei qua. E siamo a Montepulciano, ragazzo. Io, Alessia e il gatto quello orbo, c'è uno dei gatti orbo. Questo è orbo proprio al 100% proprio. Non ti dirò le tappe che faremo in quanto è un, diciamo, un ponte. Quello cos'è? Quello di inizio dicembre, c'è il ponte dell'Immacolata, e senza mete, quindi cioè noi sì le abbiamo le mete, però non sappiamo se le facciamo tutti e quale facciamo, quindi basta, appunto. Che però può essere anche un consiglio per te per quando viaggi, cioè noi quando andiamo in giro in camper, se abbiamo tipo 2 giorni ci mettiamo già 5 posti. Poi ovviamente non li facciamo tutti e 5, però sappiamo che nella strada ci sono quei 5 posti là che meritano decisamente. Poi valutiamo se fare o non fare, oppure vai in uno, dici ma fa schifo, oppure è finito, cioè è breve, eccetera, via, riparti, vai nell'altro. Idem i ristoranti, c'è anche quella volta a Tenerife, siamo stati nei posti più fighi, eccetera, però avevo pianificato tipo 4 ristoranti al giorno. Ovvio che non puoi fare 2 pranzi e 2 cene al giorno, però hai una scelta già selezionata e questo ti cambia la vita. Per tante persone è una cosa che dà ansia, per altre è una cosa che ti dà il meglio. Io ho paura per i prossimi posti, Fioi, perché se qua ci sono decine e decine di camper, sì, no che Montepulciano faccia schifo, che discorsi, c'è negli altri posti dove non c'è assolutamente tutto questo spazio, facciamoci il segno della croce. Bello, ecco, questi erano i posti camper con la vista collina, bellissimo. Solo che ce ne sono circa 15, mentre in realtà dei camper ne è tipo 80. Te lo faccio vedere anche agli amici a casa, cioè esteticamente la parte esterna è il più bel camper che abbiamo mai visto in vita mia. Guarda che roba, bellissimo, le proporzioni, i colori, tutto 10 lode questo, Appunti interni, Fioi. Allora, 6 ore sono 5 euro, 24 ore 10 euro, più là 20 metri più in là hai anche un'area camper a pagamento con la corrente, forse anche, ma ti costa 25 euro al giorno, mi sembra un po' esagerato. Qua va benissimo, 10 euro 24 ore, quello che ti conviene di più, perché 6 ore fare la roba di corsa anche no? Dica Alessia anche no? Guarda che mi cade il cappello. Dio van life, sì lo so, dovrei farvi vedere Montepulciano, lo vediamo un po' dopo, ma anche domani. Ma guarda quanti camper, cioè ragazzi, guarda che dopo il Covid è esplosa di brutto sta roba dei camper, guarda, pazzesco. Sarà 100 camper, guarda che roba, pare di essere in una concessionaria, guarda anche adesso, roba da matti, cioè stanno arrivando camper di continuo, cioè fa paura, Fioi, fa paura. Appena fuori dal parcheggio di casa, senti che ecco, oh, Rino, fai la pifina che volta. Mi piace tantissimo, curati i camper, mentre io dico mi piace tantissimo. Sì, siamo un po' troppi forse. Non abbiamo mai visto da quando siamo entrati in Toscana, dopo per carità dipenderà da città a città, neanche un nero e neanche un maranza. Ma per nero noi non intendiamo quando diciamo negri le persone di colore, assolutamente no, massimo rispetto. Per negri intendiamo quelle persone di colore che delinquono. Dicevo alla mia femmina preferita, cioè guarda che bello, che strano che siamo qui in un posto in Toscana, guarda che bello, con tutte robe toscane qua, così come se fosse quasi normale, no? Come così abbiamo detto che prendiamo, andiamo in Toscana, punto e via. Chi è morto? No, c'è anche la fermata all'autobus, quindi non ti prendono sotto qua, sanno che c'è gente. Ah, ok. Oh, finalmente un negozio di robe tipiche, guarda. Allora,
Abbiamo le San No, Carlo. uno per 28 euro, Icario uno per 28 euro, il vino. Ma mi sta strano che è chiusa, beh, perché dice sulle 11 e mezzanotte e l'una. Però guarda che bello, con sto baretto qua così, alimentari, formaggi, panini. È vero Ale, sono dei cervi, è che non ho... Quando passano le macchine. Guarda gli occhi. Sì. Spero non siano lupi. No, i cazzi lupi. Guarda dei bambi. Sì, è vero. Che storie, cioè per finire in strada così. Li vediamo da sopra. Mamma mia, queste sono le cose che amo. Mi diceva, sì, Borgo Buio, sì. La mia dolcissima metà, che effettivamente può essere che non ci sono mai stato. Nel senso che Montepulciano suona all'orecchio per il discorso del vino, il vino del Montepulciano che è famoso, hai capito? Quindi, io non mi ricordo niente, io credo di non esserci mai stato qua. Cioè, e farle di notte, cioè avere il privilegio di fare di notte ste robe quando ci sei solo tu e questa macchina che scorreggia, senti, a te non mi viene addosso. Esatto, a soli 3.300.000 euro. Vabbè, la piscina anche. Beh sì, è quella che vale i 3 milioni. Baci che non conosco ogni notte, stupiscimi. E se alle volte poi cado, ti prego, sorreggimi, aiutami a capire le cose del mondo e parlami di più di te. Io mi do a te completamente. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali. C'è un volo molto speciale, non torna domani. Respiro nel tuo respiro e ti tengo le mani. Qui non ci vede nessuno, siamo troppo vicini, troppo verini. La che stiamo avendo è dell'esatto contrario del degrado. Per carità, dopo essere stati a Udine, credo che qualsiasi posto, a parte vabbè, Milano, Roma e le favelas, ti dia questa sensazione. Sì, anche qua vedi tutti i campanelli, anche qui appartengono solo ad italiani. Cioè, guarda che magari adesso non so da dove sei tu che ci ascolti, ma che per noi è stranissima sta roba. Cioè, da noi le P. Andiamo su qua. No, ragazzi, è tutto verticale qua, via. No, sembra a volte che sia razzista, ma con sta cagata del razzismo abbiamo distrutto una delle culture più belle e importanti della storia. Guarda anche qua, guarda che nel 2025 è assurdo. Arrivo. Come più figa meno G. No, quello della Maremma Maiala, dov'è? Eccolo Maremma qua. Maiala 24 euro. Ah, che bello. Allora, Fioi, già vi dico che è molto bello. Cioè, ovviamente avendo appena assaggiato chiudi è molto bello. Ma questa la rubo a Alessia. Cioè, lei è rimasta stupita, a parte vabbè quello che abbiamo appena detto, qua non ci sono maranza, non ci sono neri, non c'è niente, ma appunto la conseguenza è di vedere tipo anche tutte queste cose, le panchine eccetera, nulla di vandalizzato e nulla di rubato. C'è anche queste robe, guarda, non se le ruba nessuno, esatto, nulla di pazzesco. Era la prima, vabbè adesso sono stati anni, 2 famiglie coi passeggini a mezzanotte, cioè ci rendiamo conto? Poi non è certo un borghetto enorme, locali e cantine bellissimi. No, non mi sembra neanche di essere in Italia, veramente. Pazzesco. Allora qua c'è il Dragoni, il Barriere, il Brandi, il Barcucci. Tu mi fai cantare quando mi fai volare. Tu mi fai cantare, ti muovi ma il mondo che balla per te. Quando mi fai volare, il mio respiro è la sola richiesta.
qua c'hanno il vino persino come decorazione delle case, porca miseria. Cioè mi sento un pivello, mi non ho il vino in te finestra del camper, per esempio. Per spiegarti quanto assurdo è questo paese, questo è il terzo portone che troviamo aperto. Esatto, l'1:10 di notte, cioè follia pura. Veramente sembra di non essere in Italia, ragazzi. Cioè noi siamo sconvolti. E 4, no comment, buonanotte. Dio vertigini. Maledette vertigini. Oggi anche le cervicali. Mamma mia, guarda giù. Ah, dai, allora fai apposta! Ma dai, cazzo! Salti? Ecco, ci arrivati. Sembra ci sia anche un rubinetto, ma io non l'ho visto. Pazzesco. Cioè non c'è più un buco per le auto. Allora, vabbè, va detto che la Toscana, te l'avevo già detto più volte, è la regione secondo me dove ci sono più camperisti in assoluto. Cioè qua vedo camper dappertutto ogni volta in Toscana. Però fioi, beh, qualcuno anche Pirla si è preso 4 posti con camper, quindi quello proprio deve vergognarsi, se gli dà la multa gli sta anche bene. Poi se uno come me, un tipo sto qua, lascia poco spazio alla macchina e ce la vai, la macchina anda fuori un pochino col culo, però ci stanno tutti e due, hai capito? Un po' più di rispetto, ragazzi, un po' più di rispetto, dai. Cioè, guarda questo, adesso non so se si vede, 4 posti, come fai a prendere 4 posti con un camper, dai? Mi è piaciuto perché al bar c'era la barista che ha ripreso un maranza. I maranza sarebbero quei magrebini, quelli inutili, quelli che vengono qua solo a rompere i coglioni, hai capito? Quindi infatti mi ha colpito la frase della tipa che ha detto: ma li mandano qua, ma io non so neanche a far cosa, cioè la serie a cosa servono? Niente signora, cioè niente. Vabbè, comunque ha detto che qua sono fortunati, si rompono i coglioni, sono litigiosi, però non hanno fatto grossi malanni, insomma, ecco, per il momento. Quindi Montepulciano deve essere ancora invasa. Traduzione: Montepulciano è ancora una città decente. Cazzarola, questo era il parcheggio gratuito per i camper, che mona che sono stato. Perché dopo quelli che prendono 4 stalli con camper, scarico aperto e piedini di stazionamento, credo che dopo non si vogliono. No, allo scarico aperto, ho detto questo scarica anche qui. Però noi abbiamo pagato adesso, cioè se ci prendono. Io vado a chiedergli casomai. Ok, sì, che culo. Allora, abbiamo avuto intanto, io ero spariti tutti, tanto l'intelligenza di chiedere alla municipale com'erano. Ha detto: ma sì, ci sta una macchina, però non sarebbe. Nel frattempo, guarda quanti sono spariti, nel frattempo questo si era liberato, siamo corsi subito, perché questi sono quelli da camper, hai capito? Quelli sono da auto, non puoi star lì. E al tipo delle scarichi aperti e dei piedini non gli ha dato la multa, l'ha solo rimproverato per gli scarichi. Vabbè, io non voglio essere insistente, ma ripeto, temo per i prossimi posti dove dobbiamo andare, perché se qui ci sono dei parcheggi enormi, non so se più di 100 camper, pensa agli altri che sono paesini, borghetti piccolini. Eccomi là, adesso sono vista Montepulciano. Non credevo, però vi stanno anche bene, perché prendere 4 stalli è proprio da ebeti. Stasera farò uno show a porta chiusa, siamo io e te mia musa, io porterò le rime, tu le fiusa, vieni qui meraviglia, vicina ciglia a ciglia, con quella gonna fino alla caviglia, io apro una bottiglia che fa smollare i freni, bella, stasera è meglio che mi temi un gesta dei pensieri osceni, vieni presente. Fioi, c'è un traffico boia, ci portiamo dentro a vedere Montepulciano in provincia di Siena.
Roma è nostra, sì una volta, ora dei negri e degli zingari. Tutto il discorso che dove trovi aperto devi entrare. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Che andiamo qua. Siete invitati a chiudere sempre quella porta. Vabbè. Gigu-gin, perché il mio cuore adesso batte un tempo swing. Gigu-gin, e in testa suona un campanello a festa. San Tommaso, perché l'amore a me m'ha sempre preso per il naso. Così pensavo, ero dissuaso, deciso, di infatuazioni e di passioni avrei sempre riso. Poi ho visto quel sorriso e adesso credo anche parecchio. È come se mi avesse aperto un terzo occhio e tutto intorno a me sembra diverso. È un universo di sensazioni buone in cui mi sono immerso. E non c'è verso e non c'è soluzione, non c'è parola che mi suoni meglio del suo nome. Una canzone è dura missione, rispetto alla sua voce le note suonano vuote senza passione. Ma Gigu-gin, bella Gigu-gin, la cantava il nonno all'osteria. Non so la melodia, ma è una parola che mette allegria. Lascia una scia di magia, quindi chiamo lei la mia. Gigu-gin, perché il mio cuore adesso batte un tempo swing. Gigu-gin, e in testa suona un campanello a festa. Ding ding, Gigu-gin, perché il mio cuore adesso batte un tempo swing. Gigu-gin, e in testa suona un campanello a festa. Ding ding, Gigu-gin, ti porterei ogni sera a cena da Chez Maxine e al drive-in in limousine. Come John Lennon farei un bedin. Gigu-gin, come Dean Martin, Jingo Jingolin. Dezz, amore, conto le ore che ci dividono. T'ho appena visto ma non resisto e ti telefono. E dopo 2 minuti che ho messo giù richiami tu, frasi che scottano, i desideri piroettano. Oh, ti chiamo dopo che gli amici sfottono. Dai vieni con noi, pensi sempre a lei, ma ci fai o ci sei? Andate voi, forse vi raggiungo poi, è tutto ok. Mi senti un po' di raffreddore. Non esco Gigu-gin, metto un LP di R&B, ti vale TLC, sì, ferma lì che stasera qui cucino. Io sono geloso anche del tuo cuscino. Dio, Come sei messo? sono messo male, confesso, e adesso che l'ho ammesso, essere scemo è il mio diritto sacrosanto. E quindi canto Gigu-gin, perché il mio cuore adesso batte un tempo swing. Gigu-gin, e in testa suona un campanello a festa. Ding ding, Gigu-gin, perché il mio cuore adesso batte un tempo swing. Gigu-gin, e in testa suona un campanello a festa. Mamma mia Fioi, allora sono consapevole che il video non rende assolutamente, perché sto guardando un monitor e sto guardando la realtà, cioè come effetti di luce eccetera, è tutta un'altra roba. La realtà è mille volte più bella del video che stai vedendo. È la prima volta che vedo i balconi a scorrimento. Rieccoci, tantissimi sono andati via, ma chissà anche quante multe, Fioi. Le ciotole da viaggio. No, lo odio! Cazzo, ogni volta! Dai! Ma vedi, dopo ora che lo fermi, devi aspettare appunto che parta.
Un disastro, veramente, guarda, sto a toto, perché ormai cazzo è montato tutto, cosa faccio? Lo stacco, insomma era un attimo, se la cava e metti lo staccavo e io facevo fare un volo. Comunque dicevo, questo è il navigatore che uso, EuroWag, mi sono impostato le dimensioni di pulmin, altezza, peso e larghezza e forse anche la lunghezza, e va veramente da Dio. È che a Parona qua non è d'accordo, però insomma con sto casino c'era, cioè chi viene qua resta qua tutti e 4 i giorni. Io sarei stata a vedere cosa succedeva là adesso. Che facciamo baruffa? Hanno ragione, Fioe. Hanno ragione, perché non puoi prendere 4 posti. Hanno ragione, dai, vergogna. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.